La storia del tragico incidente che ha segnato la fine della vita dell'autista rumeno Nicolae Alexandrou continua a evolversi, portando nuovi dettagli alla luce. Nicolae ha perso la vita dopo essere stato colpito in pieno volto da una sbarra metallica caduta da un altro tir. Il destino quel giorno ha voluto che entrambi gli autisti, sia quello che ha perso la vita sia quello che ha perso il telo, fossero della stessa nazionalità, aggiungendo un tocco di amarezza a questa triste vicenda. La polizia locale di Chioggia si è mossa con tempestività nelle indagini, gettando luce sia sul tir che aveva improvvisamente perso la sua struttura assassina, sia scoprendo l'autista responsabile, sicuramente involontario, di questo telo che sembra avere una propria vita, e anche lui è rumeno. Un vero caso di coincidenze amare. La polizia locale di Chioggia, veri detective della modernità, ha fatto il proprio lavoro con veramente maestria, con grande maestria. La procura arricchisce il già complesso quadro degli indagati, in quanto non solo l'autista del tir e l'amministratore della società, ma anche il responsabile tecnico dell'impresa che ha caricato la merce è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un consulente tecnico sarà incaricato di esaminare il mezzo sequestrato e scoprire se si tratta di una rottura strutturale o di una negligenza nel fissaggio della copertura del carico. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte con il parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink. Chiudo ricordando anche che per quanto riguarda il litorale veneto, visto comunque moltiplicarsi di questa specie aliena, c'è anche un fattore che è molto pericoloso che riguarda il fattore turistico, che ricordo che insomma lo sapete meglio di me quanto vada soprattutto sul PIL della regione Veneto, quanto sia produttivo. È un allarme che anche la sezione di Costa ha ribadito più volte, e quindi credo che insomma tutto il nostro modo di portare e di rappresentare la situazione sia ben motivato e chiaramente. Durante le riunioni che si sono tenute a Venezia nei giorni scorsi a Palazzo Grandi Stazioni prima e a Palazzo Ferrofini poi, al cospetto dell'assessore regionale alla pesca Corazzari e al presidente del Consiglio regionale Ciambetti e alla commissione allargata dei capigruppo, riunioni che hanno visto protagonisti i pescatori del Polesine e il granchio blu, si è dato nuovamente risalto a un altro potenziale problema che potrebbe derivare dall'invasione del granchio nuotatore. Problema che nella passata stagione non si è mostrato se non marginalmente, ma che potrebbe esplodere con tragiche conseguenze per le economie legate non solo alla pesca ma al turismo. La scorsa estate qualche ritrovamento del crostaceo, ancora vivente e reattivo, è stato fatto anche nelle nostre spiagge, ma almeno da noi ha costituito più un fattore di colore che un problema da risolvere. Qualche turista ha recuperato un paio di esemplari e la cosa è finita così. Quello che si teme e che probabilmente si rischia è che tale individuo si spinga fino al bagnasciuga dei lidi, dove causerebbe impedimento se non divieto alla balneazione. L'animale va studiato, i suoi comportamenti vanno indagati, va capito se attacca l'uomo o se fugge alla sua presenza. 2 anni fa il granchio nuotatore c'era, ma essenzialmente non dava disturbo. Si trattava di una bestia curiosa, inusuale. Lo scorso anno la sua presenza, esponenzialmente aumentata, ha causato la rovina nel settore dell'allevamento dei mitili nelle aree deltizie. Quest'anno, in cui si è ancor più acclimatato, cosa potrà ancor fare? I pescatori di laguna stanno già trovando i nuovi piccoli esemplari. Il problema è che ne stanno già trovando tantissimi. Si stanno sviluppando e il timore è che tutti possano arrivare a maturazione, con le conseguenze sulle economie che i più nefasti stanno già immaginando. Si è parlato di cercare una specie antagonista che possa frenare la presenza del granchio blu, ma non si vorrebbe mai che il rimedio si rivelasse peggiore del male. È già accaduto in altre situazioni. Una cosa fondamentale è stata detta: bisogna imparare a convivere con questa presenza incisiva che difficilmente lascerà le aree invase.
base. La sua cattura massiva sarà un'impresa ardua da compiere e la sua trasformazione nel settore gastronomico non sarà in grado di arginare il problema in modo tangibile. Si tratta di una situazione in cui non sono concesse lungaggini burocratiche. Qualsiasi cosa sia necessaria va messa in pratica il prima possibile. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Senti, una domanda che ho fatto un po' a tutti chi va in pensione. Allora, in tanti anni di servizi sicuramente ci saranno tanti episodi negativi, perché sicuramente nel lavoro a tutti capita qualcosa di negativo, ma anche tante cose positive. Ti viene in mente una particolarmente positiva o una particolarmente negativa? Allora, adesso su due piedi onestamente è una domanda non facile, anche perché gli anni sono tanti, le persone incontrate sono tante. Diciamo fattore comune, io ho passato tante amministrazioni, destra, sinistra, centro, il commissario prefettizio, per quanto sia il fattore comune è rapporti umani positivi. Il che poteva essere anche in alcuni casi contraddistinto da dialettica a volte accesa, con qualcuno un po' meno, qualcuno un po' di più. Però in linea di massima devo dire che con tutti gli amministratori che sono succeduti io ho avuto sempre un rapporto professionale positivo. Dopo magari la prima fase di studio hanno sempre apprezzato la professionalità, poi anche il fatto di fare le cose in maniera equa e equidistante da tutti, equilibrata. È molto importante questa cosa. A tutti. Come fattore negativo devo dire, ma questo sta un po' nel gioco delle parti, è quello che a volte la fase più sofferta per me è stata ad esempio quella la fase prima dell'insediamento di ogni amministrazione. C'è stato il leitmotiv comune a tutti, quello di dire: e se vengo eletto cambierò il comandante. Sì. E poi ho raccontato un episodio di un sindaco, anche in realtà non era il sindaco, comunque un altro amministratore che in piazza urlava e 15 giorni dopo c'è stata la sagra del pesce e mi ha invitato e mi ha portato il vassoio con a me e mia moglie. E quindi ecco, voglio dire, sta nel gioco delle parti, quindi ecco, non la prendo come una cosa negativa, però certo. Anche questo rientra nei rapporti certo, umani. Certo. Adesso vediamo, quando parlo di pensione mi sembra di essere vecchio, sicuramente io l'ho detto anche ad altri, non mi fermo, mi metto al servizio, dico il servizio della città perché è vero, perché vorrei lavorare a Chioggia come libero professionista nel mondo della consulenza legale. E quindi mi faccio pubblicità approfittando di gratuita, perché stavolta gratuita, e tanti auguri sinceri a chi sarà il nuovo comandante, chi avrà la fortuna / sfortuna di avere un impegno, veramente un impegno. Faccio un po' di spoiler, anche se in realtà abbiamo 5 candidati rimasti tra i 12 o 13 domande fatte. Sì. Ecco, in termini di spoiler dicevo, non so ovviamente chi vincerà perché non decido io, certo. Ma tutti quanti non sono di Chioggia, quindi da un lato può essere una positività perché vedere le cose in una maniera diversa è sempre positiva. Da Store 23 Intimo e Corredo fino al 5 gennaio trovi la Fiera del Bianco. Favolosi sconti sulle calde trapunte e le eleganti lenzuola, sui soffici plaid e sui morbidi pigiami. Approfitta degli sconti irripetibili alla Fiera del Bianco allo Store 23 Intimo e Corredo, Viale Venezia 3, Sottomarina. Firmato
firmata questa mattina la convenzione con i carabinieri del NOA, gli specialisti in materia ambientale, con l'obiettivo di contrastare sempre di più i fenomeni legati ai illeciti che riguardano tutto l'ambito dei rifiuti. La Regione garantisce la massima collaborazione ai carabinieri insieme alla sua agenzia, l'ARPAV, fornendo tutti i dati, supporto tecnico e scientifico, con l'obiettivo insieme a loro, quindi dare una mano a loro per contrastare i fenomeni che riguardano gli illeciti sui rifiuti. La preoccupazione ovviamente è massima, perché dove ci sono soldi, dove girano soldi, c'è l'interesse della malavita organizzata, e nell'ambito dei rifiuti di soldi ne girano. E quindi stiamo lavorando in questa direzione, non è una novità, lo stiamo facendo da anni. In passato venivano accumulati dalla malavita, venivano accumulati rifiuti all'interno di capannoni che poi venivano dati alle fiamme, e già allora organizzammo un tavolo insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco, all'ARPAV, all'ANCI e all'Università di Padova, e siamo riusciti a intanto limitare i danni, perché noi avevamo un numero di incendi che era un terzo rispetto all'Emilia Romagna, un quarto rispetto alla Lombardia. Poi questa tipologia, questo modus operandi è stato superato, oggi non si segue più questa modalità, se ne seguono altre, che è quello prevalente, è quello di portare i rifiuti all'estero, e quindi ancora una volta la massima collaborazione con i carabinieri per contrastare ogni tipo di illecito che riguarda i rifiuti. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Allora, era il 22 ottobre 2017 che i veneti sono andati a votare il referendum, e 2 milioni e mezzo, adesso non mi ricordo quanti, ma quasi la stragrandissima maggioranza della popolazione veneta col diritto di voto. E tra l'altro nei veneti ci sono veneti, ma ci sono anche quelli che sono mezzi veneti. Io personalmente sono mezzo siciliano, mio padre è siciliano, e abbiamo votato per avere l'autonomia del Veneto. Avere l'autonomia del Veneto non vuol dire, a mio avviso, avere meno solidarietà verso le altre regioni. Non mi sembra che né questo governo né gli altri governi abbiano dimenticato il Sud. C'è questo progetto di fare, tanto per fare un esempio, il ponte sullo stretto di Messina, che lo porta avanti il ministro Salvini. Salvini non mi sembra che lo si possa dipingere come meridionalista. Comunque, detto questo, è chiaro che le opposizioni, la Schlein piuttosto che Conte, mica possono dire alla Meloni che ha fatto bene, ci mancherebbe altro, sta nella logica dei partiti, nella logica delle parti. Però di fatto c'è da dire, e faccio un semplicissimo esempio, ma ne potremmo fare tanti altri, per esempio la sanità del Veneto, come quella della Lombardia, è all'avanguardia di tutta quanta, non solo in Italia, ma anche in molte parti d'Europa. Quindi vuol dire che nel Veneto e in Lombardia ci sono degli amministratori. Quando parlo di amministratori non dico solo i politici, parlo anche i funzionari, gli impiegati, chi lavora in pratica nella gestione dell'amministrazione, che sono più capaci evidentemente di altri. Allora, quando arrivano i soldi a pioggia, tipo i bonus sulla casa, tipo il reddito di cittadinanza, tutte quelle cose, non crei ricchezza, crei povertà, perché non c'è nessun stimolo per migliorare la propria posizione. Comunque è un discorso lungo che non si può certo espletare in pochi minuti, sarebbe necessario portarlo, approfondirlo con più, diciamo, anche sentendo più pareri. Oggi siamo stati al mercato del giovedì, che è sempre molto vivace e porta sempre tanta economia, ma anche, diciamo, è uno strumento sociale, direi, molto importante, perché ci si saluta, ci si vede, c'è tutta una serie di meccanismi che entrano in gioco, oltre che arricchire la nostra città. Abbiamo fatto qualche domanda e qualcuno che ha risposto in maniera, diciamo, in un certo modo per quanto riguarda questa autonomia. Mi piacerebbe che anche voi interveniste e ci diceste il vostro punto di vista su questa autonomia del Veneto, se è tutta questa, ci sarà questa spaccatura dell'Italia, se è una mancanza di solidarietà, oppure è un incentivo per lavorare e fare meglio per tutti, per tutte le regioni. Senti, ma tu che sei amico intimo della Schlein, sì, perché ce l'ha tanto questa autonomia? Che secondo te questa autonomia va a rovinare l'Italia? Va a intaccare il potere economico dei Paesi Bassi,
di quelli del sud, no. Ce l'ha, non so perché ce l'abbia, lui lei la mette sull'unità dell'Italia, ma così non scendiamo mica l'Italia, diciamo, ogni regione paga il prodotto che fa. Se tu non produci niente, non avrai niente. No, se tu produci 1000 avrai in percentuale quello che ti aspetta. Ma che non è così. Ogni regione alcune materie col tempo, che entrano anche in automatico, tanto deve passare al Parlamento. E poi con il tempo alcune materie tipo la sanità mi pare che sia già autonoma. Ma poi per esempio gli insegnanti, allora invece di avere delle graduatorie nazionali hai delle graduatorie regionali. Cioè, voglio dire, noi non possiamo aspettare che il Mose ci dia l'ok da Roma, gestirà Venezia, no? Non possiamo pretendere che Roma capisca come si va la statale del Santo a Padova, lo gestirà Padova, no? O il Veneto. Quindi Naima, la profumeria che non ti aspetti, con una scelta che non ti aspetti, le migliori fragranze, le firme più chic, tutto quello che ti serve per valorizzare la tua bellezza lo trovi da Naima. Scopri i prezzi di Naima, rimarrai piacevolmente sorpresa e in occasione del Black Friday sarà ancora più piacevole comprare da Naima. Naima in Corso del Popolo a Chioggia.